Vita dura per gli studenti di Eraclea, marinare la scuola è sempre più difficile. Per accertare la presenza dei ragazzi in classe, ora basta il bip dell'abbonamento elettronico del bus ATVO. L'iniziativa si sta svolgendo in via sperimentale in una scuola media dotata di registro elettronico. Presto sarà estesa a tutti i comuni del Veneto orientale. Un pulsante permetterà ai commercianti di mostrare in tempo reale a polizia e carabinieri cosa sta succedendo nel loro negozio. Il nuovo sistema di videosorveglianza, provvidenziale in caso di rapina, nasce da un protocollo tra Confesercenti, Confcommercio e Ministero dell'Interno. Sarà realizzato a Milano, dove il problema sicurezza è molto sentito. Auto saccheggiate senza forzare le serrature o rompere i finestrini, clonando i telecomandi. Un'operazione che i ladri compiono con facilità, mentre l'automobilista è intento a chiudere la macchina. Dopodiché sono liberi di aprire l'auto senza dare nell'occhio, come avvenuto nel park del centro commerciale in via Ronzinella a Mogliano. Meglio chiudere a chiave la macchina alla vecchia maniera. Il campanile che perde i pezzi, la scalinata chiusa, crepe, infiltrazioni, cedimenti dappertutto e offerte sempre più in calo. L'abbazia di Follina, monastero cistercense che richiama visitatori da tutta Italia, se la passa davvero male, tanto che i frati dell'abbazia lanciano un appello al governatore Luca Zaia. Il monumento ha urgente bisogno di restauri. Allarme in città, secondo il sindacato degli agenti di assicurazione, a Padova circolano tra le 3.000 e le 4.000 auto senza assicurazione. Nel 2013 sono stati multati circa 900 automobilisti, un trend in crescita nei primi mesi del 2014, come del resto in tutta Italia. La crisi gioca un ruolo determinante, senza contare gli aumenti. Nel padovano le RC auto sono salite del 3,5%. Festa dell'ACR nella Domenica delle Palme, 3.500 ragazzi dell'Azione Cattolica provenienti da tutte le parrocchie della diocesi di Padova si sono radunati prima in Duomo e poi in Piazza delle Erbe, dove hanno incontrato il vescovo Antonio Mattiazzo. Fate i missionari, ha detto loro il prelato, portando ogni giorno una buona notizia a chi è in difficoltà.